Mestre. Lite tra un uomo, un 23enne, e la moglie in quartiere Pertini, sedata da un agente in borghese che passava di lì. L'uomo teneva in mano un coltello da pesca con cui forse aveva intenzione di minacciare la donna. Immediata la richiesta d'aiuto dell'agente in borghese ai colleghi del 113, intervenuti poco dopo sul posto per riportare la situazione alla normalità. Per il 23enne inevitabile una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Porto Marghera. Erano già stati sorpresi con le mani nel sacco, ma evidentemente per due pescatori chioggiotti di 31 e 38 anni non era abbastanza. Venerdì scorso verso le 23 sono stati nuovamente bloccati di fronte alla zona industriale mentre pescavano vongole di frodo in acque vietate per motivi igienico-sanitari. Sono stati intercettati da un equipaggio della stazione navale della Guardia di Finanza intervenuto mentre i due avevano iniziato a usare le turbosoffianti per smuovere il fondale, condotta che causa gravi danni all'ecosistema lagunare. Sequestrata imbarcazione e attrezzatura. I pescatori sono stati denunciati anche per danneggiamento e inosservanza del divieto, più una sanzione di 2.000 euro. Marghera. Un 66enne ha cercato di entrare in pieno giorno in un appartamento non suo forzando la porta, ma il piano è stato sventato dalla chiamata di un residente della zona che si è accorto. Ha raccontato alla polizia che 3 persone stavano cercando di entrare nell'appartamento al primo piano di una palazzina di Piazzale Emmer. Gli agenti intervenuti hanno poi trovato un solo uomo, mentre ancora cercava con un piede di porco di aprire la porta. Poco dopo è giunto anche il legittimo assegnatario dell'immobile, regolarmente in possesso delle chiavi dell'abitazione. Il 66enne è stato denunciato.